È una domanda che ci facciamo tutti. Ci stiamo impegnando anche come Chiesa per cercare di aiutare le due parti a trovare almeno delle soluzioni, un cessato fuoco temporaneo per aiutare soprattutto la popolazione di Gaza, aiuti umanitari, perché in questo momento mancano anche i viveri di prima necessità. È una situazione molto grave. Siamo anche molto stupiti della timidezza, diciamo così, della comunità internazionale, che non è capace di imporsi per porre fine a questa tragedia. Dunque, la soluzione dei due popoli e due stati è molto discussa, perché molti dicono che concretamente non è più realizzabile. Di fatto però è l'unica possibile. Questa guerra sta dimostrando una cosa molto chiara, che israeliani e palestinesi non possono vivere insieme. E quindi ciascuno deve stare a casa sua, ecco, anche perché nessuno dei due se ne andrà. Quindi è chiaro che, tenendo presente anche i fallimenti del passato, le prospettive di soluzione sono molto lunghe, ma bisogna cominciare e l'obiettivo è quello, due popoli e due stati, non c'è alternativa. Tutto è uscire da questa emergenza, quindi fermare ogni forma di violenza e poi abbiamo bisogno di nuova leadership, sia in Israele che in Palestina, perché non si può costruire una prospettiva per il futuro con leader che sono esauriti, che non hanno possibilità di essere lì quando si dovrà ricostruire. Questo è molto difficile ed è un problema reale. Il problema è che se non si comincia a fare qualcosa sarà un circolo vizioso, cioè questo odio e questa violenza creerà altro odio e violenza e così via. Bisogna spezzare questo circolo vizioso e qui la Chiesa deve fare anche la sua parte insieme alle altre autorità religiose, cercando di creare occasioni di incontro interreligioso, parlare in maniera positiva, dare speranza, creare gesti nel territorio che aiutino la popolazione a vedere che non tutto è perduto, ma confesso che è molto difficile. Il dialogo interreligioso in questo momento è in difficoltà. Cristiani, ebrei e musulmani in questo momento non riescono a fare gesti insieme. Ciascuno è chiuso nella narrativa della propria comunità, di pregare per loro, di parlare di loro, perché il mondo non conosce questa realtà dei cristiani in Terra Santa, chiede solidarietà, ecco, e poi chiede anche di venire. Il pellegrinaggio, la guerra è una zona di Gaza, ma per il resto del paese è normale, quindi chiede di venire e di essere presenti, che hanno bisogno, i cristiani, quei pochi cristiani che sono lì hanno bisogno di vedere che il mondo cristiano si rende presente lì in Terra Santa. La speranza è figlia della fede. Se tu non hai una fede, cioè delle radici forti nella relazione con Dio e in qualsiasi altra cosa, insomma, la speranza non ha dove attaccare. Quindi la prima cosa è rivedere la propria relazione con Dio, che significa anche poi mettere a fuoco la relazione con l'uomo. E poi avere il coraggio di vedere in tutte le circostanze, anche le più dolorose come la nostra in questo momento, le fonti di luce che ci sono. Ecco, lì su quelle realtà si può fondare la nostra speranza.